Arrivati a Portofino i moduli per la realizzazione della passerella pedonale, intanto i vigili del fuoco hanno documentato i gravi danni che a causa della mareggiata hanno subito anche i fondali. Le prossime 6 barche che verranno rimosse dal lungomare di Rapallo andranno via di notte. Prosegue il riordino dopo la mareggiata. Il cantiere del depuratore non subirà rallentamenti. La fattura elettronica sta per diventare un obbligo per tutti. La novità al via dal 1 gennaio 2019. Preoccupati i piccoli artigiani, dubbi, perplessità, paure e vantaggi lunedì sera indirettamente su. È in piena attività l'oratorio di San Bartolomeo della Ginestra di Sesti Levante. Tutti i giorni, escluso il giovedì, sono previsti laboratori per i ragazzi. A seguirli una squadra di giovani e adulti della parrocchia. Tutti pazzi per il dodgeball, la versione della palla avvelenata giocata a 6 contro 6. In campo a Santa Margherita Ligure anche i campioni italiani di Ravenna. Buongiorno a tutti, bentornati al TG13. Sono arrivati a Portofino i moduli per la costruzione della passerella pedonale che proverà a togliere il borgo dall'isolamento nel quale è finito dopo la mareggiata di fine ottobre. Non si ferma il lavoro degli operai della città metropolitana impegnati lungo i tratti crollati della provinciale 227 per la loro installazione. Intanto, nel corso di un'immersione sui fondali davanti al faro di Portofino, i vigili del fuoco hanno visto come la violenza del mare non abbia colpito soltanto la parte emersa della costa. Vediamo. Un paesaggio lunare è quello che hanno potuto documentare con le loro immersioni i vigili del fuoco, impegnati in una serie di esercitazioni e di addestramento sul fondale davanti al promontorio di Portofino. Tutto quello che si trovava sul fondo dai 10 metri di profondità fino alla superficie è stato spazzato via dalla furia del mare nella notte tra il 29 e il 30 di ottobre. La violenza delle onde ha estirpato ogni forma di vegetazione, via i molluschi, via le alghe. Nel corso della perlustrazione sono stati rinvenuti persino i resti di una porzione della ringhiera del faro, che 30 metri lassù in alto domina lo specchio di mare. Le onde sono arrivate fin lassù. Se ci vorrà del tempo affinché la natura riporti tutto a come era prima, non si ferma invece il lavoro per cercare di ricollegare il borgo di Portofino, ad oggi di fatto un'isola, con la terraferma. Lungo quello che resta della provinciale 227 distrutta dalla mareggiata continuano ad operare le ruspe e gli operai della città metropolitana di Genova per realizzare la passerella che si spera entro Natale possa ripristinare almeno il collegamento pedonale con la piazzetta. Sono arrivati i moduli che, alti circa 1,5 metri sopra il livello della strada, proveranno ad aggirare le voragini. A dare la notizia al sindaco Matteo Viacava, che ieri insieme alla sua giunta ha incontrato i commercianti del borgo per dare una prospettiva di medio e lungo termine. Portofino è una comunità che si unisce e si aiuta nelle difficoltà. Portofino però è anche una grande azienda a cielo aperto e non possiamo permettere alle 2000 famiglie che vivono nel borgo di perdere anche un solo posto di lavoro. Questo è il commento del sindaco. L'obiettivo dell'amministrazione, condiviso anche da Regione Liguria e città metropolitana, meteo permettendo, è quello di riaprire la strada carrabile entro Pasqua. Una cosa è certa, conferma Viacava, Portofino sarà pronta per marzo, anzi già per le festività natalizie saremo in grado di accogliere turisti e visitatori. Sono in programma diversi eventi, Portofino non deve essere abbandonata dai suoi commercianti. E per chi non vuole abbandonare Portofino già ora, per chi vuole in modo concreto dare un sostegno al borgo, può da oggi farlo effettuando un versamento sul conto corrente bancario aperto dal Comune per questo scopo. Riapriamo Portofino. E sempre a Portofino, durante il controllo dei fondali, i carabinieri del nucleo subacquei di Genova, supportati da una motovedetta d'altura, hanno rinvenuto ad una profondità di circa 15 metri la presenza di 5 ordigni bellici risalenti verosimilmente alla Seconda Guerra Mondiale. Gli oggetti sono stati posti in sicurezza, l'area interessata è stata delimitata da boe e sottoposta a vigilanza del personale a terra e via mare. Si attende ora l'intervento del personale specializzato della Marina Militare per la rimozione e la bonifica dell'area. Il cantiere per la posa delle tubature per il nuovo depuratore non dovrebbe aver subito danni gravi. Il rallentamento dei lavori sarà ammortizzato. È la rassicurazione del comune di Rapallo. Intanto continua l'organizzazione capillare per la rimozione delle barche affondate e non ancora portate via. Sentiamo. Prosegue a Rapallo la maxi organizzazione per spostare le barche affondate e quelle spiaggiate a seguito della mareggiata di fine ottobre. La prossima settimana saranno portate via le imbarcazioni arenate in zona spiaggia dei Cavallini in orario notturno per non intralciare la viabilità. Da Rapallo andranno a Recco via Aurelia e poi sulla A12 verso i cantieri. Entro Natale via il 90% delle barche, è un'ipotesi plausibile? 90%, 80% in maniera credibile.
tempo permettendo è un lavoro enorme. Pensate che sono state rimosse più di 170 imbarcazioni, giusto per parlare di due numeri. Certe imbarcazioni devono essere trasportate via mare con un'organizzazione molto particolare. Ogni barca ha una storia a sé. L'obiettivo della settimana prossima è quella, in un angolino della passeggiata mare, riuscire a rimuoverne, pensate, 7 in un colpo solo, in 7 giorni, facendo tutto un cronoprogramma anche per quanto riguarda poi la viabilità. Un lavoro H24, posso dire, da parte dell'amministrazione, non solo per rimuovere queste barche, ma per immaginare una città diversa. Sono abbastanza soddisfatto del lavoro fatto e convinto che riusciremo a dare delle risposte importanti per il periodo pasquale. Questo è l'obiettivo. Sempre per quanto riguarda il ripristino della passeggiata, c'è il maxi cantiere per la posa delle tubature legate al nuovo depuratore che ad oggi si è dovuto fermare, ma che ad una prima indagine sembrerebbe non aver subito danni gravi. Adesso nei prossimi giorni partiranno anche le videoispezioni dei tubi già posati nuovi, ma direi che danni non ce ne sono stati. Adesso, appena finita la rimozione di queste barche, che il nostro obiettivo è farlo prima di Natale, ripeto, sempre condizioni meteo permettendo, ripartirà anche il lavoro del depuratore con tutte le tempistiche previste. Quindi potrebbe subire qualche leggero rallentamento rispetto alla tabella di marcia che vi eravate dati all'inizio? Direi di no, perché comunque era una previsione di sospensione del cantiere per le festività natalizie, quindi diciamo che recupereremo. Sul depuratore non dovrebbero esserci grossi ritardi. Il Consiglio Comunale di Sestri Levante chiede al Governo e alla Regione un piano di interventi a difesa del litorale e ulteriori finanziamenti per il ripristino della diga di Portobello, gravemente compromessa dalla mareggiata di fine ottobre. È stato votato all'unanimità all'ordine del giorno discusso nella seduta di ieri sera. L'attuale assestamento della diga mette in pericolo l'abitato e le strutture rimaste in caso di una nuova forte mareggiata. Si tratta quindi di un intervento urgente e indifferibile, ha spiegato il sindaco Valentina Ghio. Per le fasi progettuali di dettaglio, ha spiegato il primo cittadino, occorrerà eseguire un ulteriore rilievo battimetrico. Il Comune, nella prima seduta di Consiglio dopo l'evento, aveva già stanziato 150.000 euro di risorse proprie per cominciare il lavoro alla diga. Un intervento non sufficiente però, per il quale è in corso una quantificazione approfondita dei costi. La prima valutazione è stata inserita nelle schede di richiesta danni inviate alla Regione. Anche a Sestri Levante viene avanzata la richiesta di poter raccogliere e usare il materiale ligneo accumulato sulle spiagge dopo la mareggiata. Con una mozione che verrà discussa in Consiglio, il consigliere Marco Conti chiede al sindaco di firmare un'ordinanza che autorizzi la raccolta del legname, che dovrà essere finalizzata all'uso personale e non dovrà avere scopi di lucro. I gruppi consigliari di minoranza, ora siamo a Santa Margherita Ligure, chiedono con una mozione che venga aperta una discussione ampia relativa ai danni della mareggiata. Nel documento, che sarà discusso nel corso del Consiglio Comunale di martedì prossimo, si chiede anche di avviare un tavolo con tutte le categorie produttive della città per valutare se destinare una parte dell'introito della tassa di soggiorno al ripristino delle zone più colpite. Inoltre la minoranza ha presentato un emendamento che chiede la modifica al regolamento della tassa sulla spazzatura e invita l'amministrazione a ampliare l'orario di conferimento e di ridurre a 200 metri la distanza minima dalle isole ecologiche, oltre la quale si applica uno sconto sulla Tari. Ora i temi dell'economia. Entrerà in vigore il 1° gennaio 2019 e interesserà tutti, partite IVA e consumatori finali, la fatturazione elettronica. Che cosa cambia? Proviamo a fare il punto nella scheda della settimana. La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che dovrà essere obbligatoriamente utilizzato dal 1° gennaio del 2019. Il provvedimento coinvolge non solo il caso di operazioni tra soggetti IVA, ma anche operazioni fra operatori IVA e consumatori finali. Il nuovo formato in cui le fatture elettroniche devono essere prodotte, trasmesse, archiviate e conservate è un formato digitale chiamato XML, un linguaggio informatico che consente di definire e controllare il significato degli elementi contenuti in un documento, verificando così le informazioni ai fini dei controlli previsti per legge. La fattura dovrà essere emessa solamente utilizzando un PC, un tablet o un cellulare tramite l'utilizzo di apposite applicazioni. L'eventuale documento cartaceo emesso non avrà più alcun valore fiscale, anche se potrà essere comunque consegnato a titolo di cortesia. Le fatture prodotte saranno consegnate telematicamente allo SDI, il sistema di interscambio, una sorta di postino che verificherà in via preliminare che il file trasmesso dal titolare di partita
IVA contenga i dati minimi necessari e che la partita IVA della controparte o il codice fiscale del cliente siano corretti ed esistenti. Soltanto dopo aver superato il primo controllo, la fattura sarà recapitata al destinatario e quindi potrà essere considerata effettivamente emessa. In caso di mancato invio per errori, verrà recapitata entro 5 giorni una ricevuta di scarto, in relazione alla quale sono previste dalla legge le procedure da seguire. Sono previste 3 modalità di ricezione delle fatture elettroniche: tramite PEC, la posta elettronica certificata, tramite hub o software di mercato, oppure tramite il sito delle agenzie delle entrate, utilizzando il servizio sul portale fatture corrispettivi. Sono esclusi dall'emissione della fattura elettronica i titolari di partita IVA in regime dei minimi e in regime forfettario, nonché i piccoli produttori agricoli, già prima esonerati per legge dall'emissione delle fatture. Questi soggetti saranno in ogni caso interessati dalla ricezione delle fatture elettroniche sugli acquisti. Le fatture elettroniche dovranno essere conservate telematicamente. Il garante della privacy nei giorni scorsi ha denunciato alcune violazioni nel procedimento oggi previsto per i dati trasmessi e conservati dall'Agenzia delle Entrate, già da tempo segnalate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dagli operatori del settore. Tuttavia, ad oggi è molto probabile una moratoria di 1 anno sulle sanzioni, ma non un rinvio dell'entrata in vigore della norma, per la quale i professionisti e le imprese si stanno attrezzando già da tempo. Il tema della fatturazione elettronica sarà al centro della trasmissione Direttamente Su, in onda lunedì sera 26 novembre alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15. Per il pubblico da casa ci sarà la possibilità di intervenire e fare domande sulla questione agli ospiti in studio. Domenica a Ne si svolgeranno le elezioni dei comitati d'amministrazione dei beni frazionali di proprietà collettiva. Saranno composti da 5 elementi e resteranno in carica per 4 anni. Sono elettori ed eleggibili tutti gli abitanti delle frazioni di Arzeno, Corte, Case Soprane, Prato, Botasi, Picchetti Statale e Statale Case Sparse. Le elezioni si svolgeranno dalle 8 alle 18 di domenica nel seggio allestito a Pian di Fieno nei locali dell'ex scuola elementare. Siamo all'informazione religiosa, veniamo in diocesi, un'offerta che copre 5 giorni della settimana. È l'oratorio di San Bartolomeo della Ginestra, a Sesti Levante, che ha iniziato la sua attività. Si va dalle lezioni di musica al teatro, ai compiti, sino ai giochi e alla preghiera insieme. Un servizio che si svolge al pomeriggio, siamo andati a vedere. È in piena attività l'oratorio invernale di San Bartolomeo della Ginestra. La novità di quest'anno è che tutti i giorni, escluso il giovedì, ci saranno laboratori per i ragazzi. Al lunedì le attività della formazione, della crescita, della manualità e della preghiera insieme. Il martedì i compiti insieme, il mercoledì il teatro, il venerdì corso di chitarra e compiti e il sabato dopo catechismo il divertimento, il gioco. I locali sono aperti dalle 15, finita la scuola, e fino alle 18. Che cosa hai provato oggi? Abbiamo provato in questo laboratorio come si può fare musica e lo faremo anche nei laboratori che saranno una volta alla settimana, il venerdì. Ti piace questo settore della musica? Lo seguirai? Sì, è molto bello perché ci fanno sperimentare molte cose. Il doposcuola in oratorio è gestito da un gruppo di giovani educatori e dagli adulti della parrocchia, un modo per stare insieme e per crescere imparando. I ragazzi con me dopo il catechismo si vedono tutti insieme e giocano, come per esempio Lancia Rossa o Stregone. E i bambini si divertono dopo un'ora di solito di catechismo dove hanno pregato tutti insieme. Quest'anno cercheremo di trasmettere emozioni ai bambini facendoli fare appunto cose nuove e nuove esperienze, e alla fine dell'anno ci sarà come sempre la recita e faremo scegliere il tema anche un po' ai bambini quest'anno. I ragazzi del catechismo parrocchiale, i loro genitori e gli educatori si sono ritrovati in chiesa alcuni giorni fa per un momento di riflessione e preghiera, dopodiché i giovani hanno potuto conoscere l'offerta dell'oratorio. Perché ti piace teatro? Perché tramite lo spettacolo che faremo durante l'anno riesco a trasmettere le mie emozioni. Verrai anche altri giorni qui in oratorio? Penso di sì, perché poi oltre alla scuola che poi abbiamo gli esami, vedo un po'. L'oratorio è un bel luogo anche per ritrovarsi. Sì, ovviamente, ti fai tante amicizie ogni giorno. Si rinnova anche quest'anno, è il 7° consecutivo, l'appuntamento con la riunione natalizia dei Service Club della Diocesi, sabato 1° dicembre al Villaggio del Ragazzo di San Salvatore di Cogorno a partire dalle 19. Le associazioni si daranno appuntamento per la messa presieduta dal Vescovo e per la cena, durante la quale si raccoglieranno fondi e beni alimentari per aiutare le mense dei poveri del comprensorio. Quest'anno la realtà sostenuta sarà la tavola di San Francesco, gestita dai frati cappuccini del convento di Santa Margherita Ligure.
La palestra dell'Istituto Colombo a Santa Margherita Ligure ha ospitato il torneo di dodgeball, ovvero la versione della palla avvelenata giocata in 6 contro 6, che prevede anche campionati nazionali e mondiali. Quest'anno, dopo il crollo del ponte Morandi e la mareggiata di ottobre, c'è stato anche un risvolto di solidarietà. Vediamo. Quali sono le regole del dodgeball? È quella che, diciamo, si è sempre chiamata palla avvelenata, che però dopo un film di successo di Ben Stiller chiamiamo anche noi dodgeball. È un'attività che negli Stati Uniti insegnano anche nelle scuole, e noi, facendo questo torneo un po' per gioco 4 anni fa, abbiamo scoperto che anche in Italia c'è comunque un campionato, una nazionale, e è già la seconda volta che questi ragazzi, che sono stati anche campioni credo italiani, che sono quelli di Ravenna e Ravenna Diablos, vengono qui a spiegare a noi come funziona. Comunque, a grandi linee si tratta di giocare 6 contro 6 e prendersi a pallonate, cercando di eliminarsi colpendo il corpo dell'avversario. Quindi una giornata a Santa Margherita di divertimento, ma con un risvolto di solidarietà. Quest'anno avete voluto dare questa connotazione? Sì, certo, perché visti i fatti recentemente accaduti sia qui sul nostro territorio sia nella vicina Genova col discorso del ponte, abbiamo voluto dedicare questa giornata quest'anno al ricordo di uno dei caduti del ponte di Genova, che è un ragazzo che si chiama Henry Diaz, e abbiamo voluto in questo modo anche ricordare un attimino questa tragedia che ci ha colpito da vicino. Voi di Ravenna siete fortissimi, siete stati addirittura al mondiale. Siamo stati al mondiale a Los Angeles, una bellissima esperienza, durata 2 settimane, 4 giorni di torneo, più di 400 minuti di partite, è stata praticamente una maratona, però siamo stati soddisfatti, dai. I campionati sono a livello nazionale? Campionati sì, siamo iscritti al campionato nazionale Dodgeball XAI di Dodgeball Italy, e attualmente siamo campioni in carica, speriamo di confermarci anche quest'anno, dai. È partita come una cosa tra amici, dopo ovviamente nasce la passione, l'agonismo cresce, quindi alla fine tutto quanto è stato istituzionalizzato molto meglio, ecco. Le squadre sono miste? Squadre sono miste, non è una regola, però per noi è una cosa che è abbastanza importante, perché comunque ci permette di allargare il bacino e comunque i nostri ragazzi sanno far valere, quindi dai, insomma, la quota rosa è importante, ecco, per noi. Ora la rassegna stampa, poi ci ritroviamo con gli ultimi aggiornamenti. L'Unione Europea fischia il rigore, così titola Avvenire. Bocciata la manovra, grave violazione delle regole, il governo tira dritto ma cerca il dialogo con Juncker, primi passi per la procedura di infrazione. Tria niente drammi, al ribasso le stime di crescita, spread in discesa, ma il BTP Italia fa flop. Tregua armata tra il Movimento 5 Stelle e la Lega sul DDL anticorruzione, avanti senza la fiducia. Silvia che aiuta i bambini rapita dai miliziani in Kenya, e poi Corleone rinasce dal voto sul sindaco, un reportage dalla Sicilia. Caso Aquarius, accusare le ONG alimenta la paura indietro di 10 anni. E poi sulla famiglia, da oggi in Puglia al via la prima conferenza regionale. E noi passiamo al secolo XIX, che titola Slitta la procedura dell'Unione Europea, in Italia debito eccessivo, Di Maio apre a modifiche. E poi il presidente della regione Toti insieme al sindaco Bucci di Genova, missione a caccia dei fondi europei per il ponte, la ricostruzione naturalmente, l'inchiesta sul crollo del Ponte Morandi, nel mirino i misteri del carro ponte fermo. E poi Ventimiglia, il sindaco vieta le slot di giorno, la città si spacca, guerra al gioco d'azzardo nell'estremo ponente. E andiamo invece nel Levante, Rapallo, stop imposta se la pubblicità è dentro il locale, c'è una sentenza della commissione tributaria regionale. E sempre a Rapallo, ecco il piano per spostare gli yacht finiti in passeggiata, che andremo a vedere tra poco. C'è spazio anche per lo sport, in attesa del derby domani un inserto del secolo. E poi l'Olbia ha battuto 3-2, Entella sesta vittoria, la vetta è già vicina. Parlavamo di come spostare tutti i natanti appunto danneggiati dalla mareggiata di Rapallo. Transito sull'Aurelia sino a Recco per gli yacht rimossi dal porto di Rapallo, trasporti previsti in orari notturni sulla viabilità ordinaria, poi in autostrada diretti ai cantieri di Chiavari o di Lavagna. Il sindaco: si comincia martedì prossimo con le 6 barche finite sulla spiaggia dei Cavallini. E poi la richiesta alla regione, deroga per sistemare la massicciata portuale sempre di Rapallo.
Ancora all'interno del secolo XIX da Chiavari partiranno il 7 gennaio i lavori di restauro per Palazzo Rocca, slitta al prossimo anno l'avvio del cantiere per risanare i primi giorni del prossimo anno lo storico edificio che si affaccia su Piazza Matteotti e vediamo. E sempre a Chiavari in arrivo nuove isole per la differenziata, questo poco prima proprio di Natale. Ma adesso la linea passa a Genova per vedere gli argomenti del settimanale Il Cittadino. Il Cittadino numero 42 di domenica 25 novembre. In prima pagina questa settimana la Chiesa per l'Europa. Il cardinale Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente dei vescovi europei, è intervenuto al seminario europeo di rinascita cristiana a Firenze. Nelle pagine interne il suo discorso integrale. E in taglio centrale questa settimana l'Assemblea Generale della CEI a Roma, in cui è stata approvata la traduzione italiana della terza edizione del Messale romano. Di spalla una rassegna dei principali appuntamenti diocesani. L'incontro dei cresimati con l'arcivescovo sabato 24 novembre, la celebrazione per i 150 anni dell'Azione Cattolica domenica 25 novembre, la veglia di avvento dei giovani sabato 1 dicembre e il primo incontro di Cattedrale Aperta per quest'anno in programma mercoledì 5 dicembre. In taglio basso, infine, un promemoria per tutti. Martedì 4 dicembre alle 16 in Episcopio, la presentazione del libro realizzato dal Cittadino e dedicato ai 900 anni di consacrazione della cattedrale. Una proposta di percorsi tematici attraverso il Duomo di Genova. Alla presentazione interverrà anche l'arcivescovo. Andiamo subito in redazione dove è pronto Andrea Capitani con gli ultimi aggiornamenti. A te Andrea. Grazie Maurizio, buongiorno a tutti. La cronaca: 2 stranieri residenti a Rapallo sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti. I due, un 39enne incensurato e un 38enne con precedenti di polizia, entrambi irregolari, sono stati fermati per un controllo dai carabinieri del nucleo investigativo di Genova. Nella loro auto sono stati ritrovati 5 kg di hashish suddivisi in 500 ovuli in cellophane, occultati all'interno di una valigia che era nel portabagagli. Insieme allo stupefacente è stato sequestrato anche la somma di 1.000 euro in contanti, denaro certamente provento dell'attività illecita di spaccio. I due sono stati associati alla casa circondariale di Genova Marassi a disposizione dell'autorità giudiziaria. È tutta per la linea. Bene, grazie. Si conclude qui il telegiornale. L'appuntamento è per questa sera alle 19:15 con Tigullio Oggi. Per tutti gli altri aggiornamenti continuate a seguirci sul sito teleradiopace.com. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.